Alta si ergeva la reggia del sole su immense colonne, tutta bagliori d'oro e fiammate di rame. Lucido avorio rivestiva la cuspide del frontone e i battenti della porta emanavano riflessi argentei. E qui l'arte eclissava la materia, perché il dio del fuoco vi aveva cesellato i mari che circondano la terra, l'universo intero e il cielo che lo sovrasta. L'archeologia non è arte, l'archeologia è memoria. $2500 anni fa, vicinissimo alla linea di costa e vicinissimo anche ad un antico ramo del Po, l'attuale ramo del Po di Goro. San Basilio è un insieme di natura, di archeologia. Qui convivevano civiltà diverse. In questo museo si ha un impatto immediato con le mani dell'antico. Prendendo in mano un pezzo come se fosse un pomello di una porta, puoi mettere le dita dove le hanno messe le persone 2300 anni fa. È un paesaggio d'acque. Noi pensiamo alle narrazioni degli storici greci che vengono nel porto di Adria. Anche il mito ha un aspetto importante in questo, un elemento di legame, perché lungo i corsi d'acqua è nata la storia nostra. Allora, in sé un edificio storico è memoria. Io personalmente vivo il mio rapporto con la villa come se fosse un essere umano, un meccanismo interiore di senso di appartenenza nei confronti di questo bene, che è un bene, è la rappresentante, secondo me, in assoluto dell'evoluzione territoriale del Polesine. E quindi i caratteri che questo territorio ha assunto e che ha confermato proprio nel periodo della dominazione veneziana, nel corso del Rinascimento, sono ancora perfettamente, completamente visibili e comprensibili oggi. Qui giace Fetonte, auriga del cocchio di suo padre, e se non seppe guidarlo, pure egli cade in una grande impresa. La collezione permanente è un viaggio da manuale di storia dell'arte, parte di fatti del 1400, si declina nel 1500 e poi col panorama Biasin finisce nell'800. E ricordiamo che le opere che abbiamo conservate qui all'interno sono frutto di donazioni di accademici, quindi ritorniamo indietro di 2 secoli perché erano origini del 1500 a cui gli accademici volevano ispirarsi idealmente.
La collezione io la definisco un luogo non luogo, in cui si vive l'immaginazione di un passato, l'immaginazione anche di un presente.